è una cosa abbastanza ridicola, è una cosa così tanto per scherzare tra di noi. Vedete, anche questa storia dei Paroni a casa nostra che ha colpito l'immaginazione della gente. Se andate a vedere poi, a decidere che il Veneto vada alla Lega è stato Bossi e Berlusconi. Spiego, hanno deciso il Veneto alla Lega, il Piemonte alla Lega, la Lombardia mi attagna mia. Questo a proposito dei Paroni a casa nostra, due lombardi che decidono a chi va il Veneto. Napoleone, quella volta che ha deciso di dare il Veneto all'Austria, e tanti saluti, più o meno non c'è tanta differenza. Poi scelgono sempre Bossi e Berlusconi Zaia, loro due, a proposito di Paroni a casa nostra. E se pensate alla Lega Veneta, che è forte elettoralmente, ma se andate a vedere chi comanda nella Lega Nord non sono certo i veneti, a proposito dei Paroni in casa nostra, proprio tanto per capirsi queste robe, e che va dite, perché tante volte i leghisti sono molto semplici nei loro ragionamenti, no? E continuano a ripetere slogan e magari queste semplici parolette a volte li blocca. Prova a riflettere chi che comanda qua nella Lega, basta guardare il simbolo della Liga Veneta, girando così dentro un simbolo così della Lega Nord. Quindi non comanda niente. Ma se andiamo su cose più serie, io direi che quello slogan prima il Veneto, che è poi un ripensamento rispetto al prima i Veneti, perché aveva cominciato così, quando è stato poi redarguito dai cattolici eccetera, ha cambiato da prima i Veneti, perché un po' di buonsenso li ho dati anche loro, no? Tante volte. Allora hanno cambiato e hanno messo prima il Veneto, bello come slogan. Però se andate a vedere, il Veneto, da sempre, una vecchia denuncia fatta più di 20 anni fa, che la Lega poi ha fatto anche propria, noi guardando i conti dello Stato, la Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo visto che il Veneto da sempre riceve dallo Stato meno della metà di quanto ricevono le altre regioni. E adesso, che loro sono stati al governo 7 anni degli ultimi 15-16, peggio, non è migliorato niente, anzi è peggiorato. Loro sono stati al governo 7 anni e al governo della regione per 13, e se io vado a vedere quanto spende lo Stato italiano in Veneto, non solo siamo gli ultimi, ma dal 2002 al 2008 la situazione è molto peggiorata, cioè spendono l'11% in meno. Quindi già eravamo ultimi e siamo andati ancora giù, a proposito del prima il Veneto. Io mi sarei aspettato, appunto avendo in mente il Veneto, essendo il governo nazionale e il governo della regione, che puntassero i piedi, che si battessero per avere qualcosa di diverso, meno 11% della spesa pro capite. Se poi l'andiamo a esaminare, c'è qualcosa di ancora più simpatico, è come la storia delle ronde, che non ne ha funzionato una, no? E di altre questioni che bisognerebbe far rilevare. Bossi scopre dopo 20 anni che la sicurezza dipende dall'integrazione. Per fortuna, va dopo 20 anni. Noi altri, che se 20 anni che ho pratichemo, vi spiegano dove sto ciapparsi, un fracco di parole da ori, che su questo non capisce niente, ma la scoperta è che con l'integrazione c'è anche più sicurezza. Spiego? Loro invece erano convinti che si facesse con le ronde. Peccato che non abbia funzionata neanche una. Peccato. Allora, se andiamo a vedere la spesa, troviamo più 58 euro pro capite per casa e territorio. Bene, questo è un dato positivo. Se andiamo a vedere poi un'altra voce, più 30 euro pro capite spesa militare. Quasi tutte le altre regioni l'hanno diminuita, invece in Veneto in questi 7 anni è aumentata la spesa militare. Sicurezza, meno 7 euro pro capite. E allora vedete, questa è una di quelle contraddizioni. Ma come? Se la sicurezza è la cosa più importante, siete il governo nazionale, siete il governo nella regione, meno 7 euro pro capite. Cioè, per la sicurezza hanno speso di meno. Poi meno 36 euro per la ricerca scientifica in campo sanitario, che è ancora di competenza dello Stato, e meno 32 sulla scuola, tanto per capirci quanto meglio siamo andati. Se andiamo a vedere poi un'altra voce importante, i trasferimenti agli enti locali, ai comuni. Trasferimenti ai comuni, media meno 20%, ma il vostro comune, se è più bravo,
perché da voi altri invece è meno 32,22, meno 31, scusate, ,22. Quindi, vedete, siete andati meglio. Hanno tagliato i trasferimenti del 31%, che è quasi un terzo, e voi dovreste essere contenti, perché ci sarà un domani il federalismo. Fatto sta che tutte queste cose vanno all'incontrario, non vanno nel senso del federalismo. Spiego? Cioè tagliare i trasferimenti agli enti locali significa togliere agli enti locali e ai comuni la possibilità di autogovernarsi, di amministrarsi, e quindi c'è anche questo. Se poi prendiamo un dato riassuntivo, scusate se sono pedante con i dati, ma è giusto che voi capiate, perché una cosa sono gli slogan, paroni, Casa Nostra, però che capiate come stanno le cose, e voglio vedere a confutare questi dati, che mi dicano che non è vero. Spiego? Questi sono dati ufficiali. Allora, se andate a vedere uno studio di Union Camere del Veneto, c'è un altro dato che li riassume tutti. Nel 2002 noi, differenza tra quanto pagavamo di tasse e quanto ricevevamo indietro dallo Stato, cioè il residuo fiscale, era 10 miliardi di euro. Tanti, tanti. Nel 2008 sono 17 miliardi. Non so se avete capito. Da 10 nel 2002 a 17. Poi dopo ce ne sono delle altre, no? Ci sono le incompiute di legislatura, alcune le citava l'amico Zanoni. Vedete, lo statuto è una cosa molto importante. Questi sono stati al governo per 13 anni col PDL e in realtà non hanno approvato lo statuto. C'è il Molise e la Basilicata che non hanno approvato, e noi. Sapete cosa serve lo statuto? Lo statuto è come la Costituzione, è la legge base per la regione, stabilisce quelli che sono i rapporti, le competenze, eccetera, ma soprattutto ha un'importanza fondamentale, perché determina le competenze da dare alle province e ai comuni, cioè sarebbe la realizzazione dal punto di vista istituzionale del federalismo. È come preparare la casa del federalismo. Dopo gli dai i soldi con il federalismo fiscale, ma senza quello istituzionale comunque era una possibilità, cioè la sussidiarietà è il governo che si attua più vicino ai cittadini. I comuni di solito riescono a farla, a praticarla veramente perché sono vicini ai cittadini. In tante materie poteva essere data la competenza alle province e ai comuni. Non è stato approvato. Una delle 3 regioni in Italia che non l'ha approvato. Ma se dopo andate a vedere per esempio altre questioni, lui parlava del piano delle cave e io gli dico il piano dei rifiuti, è il piano territoriale di coordinamento che è importante per l'ambiente, per l'aria, per tutte quelle cose che dicevi tu. Il Veneto non l'ha fatto, ma dopo ce ne sono tanti altri. Il piano sociosanitario per esempio è dal 98 ancora, capisci? Cioè doveva essere rifatto, è quadriennale se non sbaglio, e invece non è stato più rifatto. Perché non sono stati fatti? Ma ce ne sono altri. Il piano energetico per le energie alternative non è stato fatto. Mi spiego? E allora c'è da che come mai? Perché giustamente, come sottolineavi tu, quando non ci sono questi piani e c'è l'emergenza, si fa quello che si può. E questo quello che si può corrisponde sempre all'interesse di una lobby che è intorno a chi governa il Veneto. Ecco perché la partita è molto più grossa di quello che pensate voi, ecco perché ci sono i soldi per tanti manifesti, ecco perché ci sono i soldi per tanti spot. Vedete, però il cittadino a volte non sa, e a volte è inerme, a volte ha altri pensieri per la testa, però questa volta io dico una cosa, e certo loro hanno già la vittoria in tasca, ma come è successo in altri comuni, comune dove risiedo io, un piccolo comune, 14.000 abitanti della Riviera del Brenta, avevano già ordinato i festeggiamenti, già la cena, però ha vinto un altro. Mi spiego? Ecco, questo sarebbe il mio sogno.